Amici, buongiorno, rassegna stampa di oggi, notizie dal Polesine, offerta dell'Associazione Promozione Italia e Made in Polesine. Sponsor della puntata di oggi, la bottega dell'Acquaviva in via Po Vecchio 20 a Portoviro, spaccio di articoli ittici. Cominciamo col Gazzettino, pagina nazionale. Naturalmente la fa ancora da padrone l'argomento Covid, morti non legate al vaccino. AstraZeneca, prime autopsie dopo i 7 decessi. In 4 casi escluso il nesso, in 3 attesa per gli esami. L'EMA afferma i benefici ancora superano i rischi. Stiamo esaminando i dati, domani i risultati. E mentre nella prima pagina si diceva l'EMA afferma i benefici ancora superano i rischi, nella seconda pagina rischi di AstraZeneca inferiori ai benefici. A questo punto comanda una grandissima confusione. Sempre dalla prima pagina, bollettino, nord-est, altra impennata di contagi, in Veneto quasi 200 in rianimazioni. Andiamo alla pagina del Gazzettino di Rovigo. Primo titolo, vaccini in coda per gli avanzi. In assenza di comunicazione dall'ULSS 5, anche ieri c'è chi si è presentato al Censer sperando nelle rinunce dei convocati. Purtroppo ancora 5 decessi e ricoveri in aumento. Crescono sia i pazienti nei reparti che quelli in terapia intensiva. Per la prima pagina, Scardovari, rivolta dei pescatori contro il consorzio. Infatti all'interno l'articolo celebra tutti in barca contro il consorzio, stamane ci sarà una manifestazione di protesta dei pescatori che arriveranno di fronte al pontile per le cozze nella sacca. I promotori, è l'unica occasione per manifestare il dissenso contro l'attuale gestione, previsto comunque il confronto. Infatti i pescatori affermano che sono allo stremo delle forze, tra le cause il perdurare della pandemia e non ultimo il mancato ritorno da parte dello Stato degli aiuti promessi per la ristrutturazione della sacca degli Scardovari. Coronavirus e economia, mercato ridotto ma ha registrato il pieno di clienti. Erano presenti solo gli alimentari, questo a Rovigo e anche a Loreo, e le bancherelle di fiori e piante. Confesercenti, ristori a rilento ed il nuovo decreto è solo un'ipotesi. Adria, rinviato il pagamento del canone unico ai bar. L'assessore adriese precisa che è spostata al 30 aprile e si potrà anche rateizzare. La Lega comunque accusa la Giunta di aver agito soltanto dopo le critiche che ha ricevuto. Adria, casa di riposo, bloccate le visite al centro servizi anziani. I contatti con gli ospiti solo in videochiamata. C'è un numero per prenotare la videochiamata, è il 389 14 926. Calcio, quarta gara di recupero per il Delta che sul campo di Carlino incontra alle 14:30 il Charlins Muzzane. Pagan del Delta afferma siamo pronti ma qualcosa non gira giusto e subiamo troppi gol. Cultura, pace fatta tra Sgarbi e l'Accademia dei Concordi. Il critico d'arte ha riconosciuto la correttezza del presidente dell'Accademia Giovanni Boniolo, che ha accettato le scuse e deciso di rimettere la querela per le dichiarazioni sulla gestione di una parte, comunque limitata, del lascito Cibotto. Voce di Rovigo, occhio bello, il sindaco chiude tutti i parchi. Il sindaco Coizzi ha emanato un'ordinanza che vieta di frequentare gli spazi verdi di centro e frazioni. L'ordinanza cesserà quando la Regione del Veneto dichiarerà la fascia arancione o gialla. Sempre della voce, questo progetto sarà un comune davvero colossale. Portoviro, Loreo e Rosolina in un unico comune? È quello che si vocifera in questi giorni nei corridoi dei comuni dei 3 municipi. Nascerebbe quindi una città di 23.500 abitanti che nel Delta del Po sarebbe una vera regina, con bellissime spiagge, grandi ospedali, 100 servizi locali, ristoranti e numerose aziende. Storia, turismo ed industria uniti insieme. Vedremo gli sviluppi. E per finire, impianti e digitale per lo sport, la Fondazione Cariparo mette a disposizione 800.000 euro per aiutare le associazioni sportive. Con questi soldi verranno sostenute le attività delle associazioni sportive dilettantistiche e delle associazioni di promozione sociale che operano nelle province di Padova e Rovigo. Puntata finita, vi ringraziamo naturalmente per la fedeltà con la quale ci seguite. Vi ricordiamo che alle ore 11.50 e alle ore 14 siamo anche su Radio Diva, sulle frequenze di 94 e 100, e da Leandro Maggi è sempre un piacere stare con voi. Ciao ciao!